Ecco, allora io ora a parità di qualità audio e video voglio capire la differenza tra il telefono e la GoPro. Allora, quello che sta registrando ora in questo momento è il telefono, l'iPhone 14 Pro, e quello che sta registrando in questo momento è la GoPro 11 Black. Non vorrei parlare troppo dei dettagli tecnici, però io veramente ci tengo ad avere dei bei ricordi della mia Scozia. I ricordi, per carità, se non mi viene l'Alzheimer, resteranno sempre impressi nella memoria, come ho ancora quelli di 25 anni fa. Però se poi mi guardo i video e vedo che, Dio caro, è tutto flat, diciamo, è tutto piatto, senza luci, senza profondità, senza colori, eccetera, dico, ah, ma era così, me lo ricordavo più bello. E cazzo, sì che era più bello, ma se il merda di telefono o la merda di GoPro non rendono... Ok, ho un little problem, la connessione qua proprio non funziona praticamente, nonostante io abbia la Everything Everywhere. E niente, venerdì dovrei fare i conteggi e vabbè, li sposterò a lunedì. Uno può dire sono le complicazioni che trovi girando non avendo una base fissa. Direi no, nel senso che se non prende qua vado da un'altra parte. In questo caso non ho tutta questa urgenza, quindi posso spostare a lunedì. Fatta caso appunto questa zona cade in un fine settimana. Sono delle, non mi pare vero, sono delle piste molto famose, le Seven Stings. Mi raccomando, se segui i miei posti, guarda sempre Google Maps vista satellite, non fidarti del navigatore perché ti fa fare strade assurde. Tipo io per entrare qui a Newton Stewart ho dovuto farmi le tappe, mapparmele io col GPS. Infatti vedi, seguendo le tappe seguo queste stradine che sono molto fattibili, altrimenti ti trovi in delle single track assurde in mezzo agli alberi, notte che passi. Dark Sky Park, leggevo che questa è una delle zone più buie del mondo perché, si aspetta che arrivo, dopo svolto a sinistra, perché non c'è inquinamento luminoso e non passano neanche aerei da ste parti. È un incrocio tra un Labrador e il bassotto, guarda che forte. Siamo quasi arrivati, maledetti dossi anche loro. Pensavo che almeno la Scozia si salvasse da ste minchiate. Eccoci qua, questo è il centro nevralgico delle passeggiate e dei giri in mountain bike. Ci sono vari tracciati, c'è anche una pista nera che cercheremo di evitare. Puoi stare tutta la notte e il parcheggio per i camper costa 10 sterline. Vedi che culto che rientro dentro i 7 metri. Come ti dicevo, in tutto il Regno Unito si utilizza Ringo per pagare i parcheggi. Se sei in para per il GPL in qualsiasi parte del mondo, ragiona un attimo. Basta chiedere informazioni ai campeggi piuttosto che ai riparatori di camper. Solitamente sono proprio loro che hanno il GPL, addirittura, parlo per la Scozia, ci sono dei campeggi che ricaricano il GPL, ricaricano il bombolone. Guarda qua, momento ricordi dentro il Mermeron. Questa collanina l'ho presa a Glasgow quella volta. Fermi tutti, è giunta l'ora, apriamo la finestra, visto che dicono che questa è una delle zone più buie del mondo, effettivamente. Aspetta. Forse la zona più buia del mondo, non lo so. Vediamo. Sì, vedo le stelle. Certo che con le luci qua Takai non vedo, cioè vedo le stelle normali come si vedono da noi, se non è che vedo il cielo tempestato. Forse sono loro che illuminano, vedo il bordo degli alberi. Hello Velox, eccola qui la tipica pioggia scozzese, chissà se si capisce. In realtà questo è il nostro limite dei 50 km/h. Avevo voglia di prendere un po' di pioggia. Questa è una macelleria, Museo dell'Eredità, esplora la biosfera. E dopo adesso andiamo a esplorarla. Che spettacolo di casette, fioi. Un ruscello, una church, non so perché non me ne stupisco. Questo doveva essere il giro in bici, certo che poi col Komoot vista satellite mi pare veramente sempre di fare pubblicità, ma è una cosa che ti cambia la vita, ragazzo. Cambia la vita, che parola grande, ti cambia le passeggiate, le escursioni e i giri in bici. Guarda qua, outfit azzeccatissimo, queste sono le braghe da pioggia.
e le scarpe quelle impermeabili da trekking. Se figurati in bici oggi quante sbrissiate, quanti voli nel Paltano. I sentieri sono larghi tipo 15 centimetri, me lo immaginavo diverso il tracciato, meno salitoso. Pensa che cosa sarà i salmoni, o meglio, mi raccontava mio amico, a causa dell'inquinamento i salmoni almeno qui al sud sono quasi scomparsi, quindi le regioni stanno un attimo cercando di rimettere in sesto la natura. Ecco, questa cosa effettivamente potrebbe far da trigger a un discorso che avevamo fatto a inizio video, dove io dicevo, no, inizio video un altro, dove io dicevo che la Scozia sta cercando di sistemare la natura, sia dal punto di vista della flora ma anche della fauna, e tra me e me dicevo, ma come? Cioè, scusa, proprio la Scozia che è il paradiso della flora e della fauna? Il punto è preservare, ossia non continuare a distruggere, altrimenti anche a sto paradiso, puff, sparisce. Vi lascio un appunto perché questo può essere interessante. I salmoni li vedrete maggiormente nel periodo da luglio a ottobre, e soprattutto dopo le piogge. Classici orari da bestie, al mattino presto o verso sera. Non sono ancora riuscito a cogliere la differenza strutturale tra le cese dei manifestanti, là, dei protestanti e dei cattolici. Ora invece sta piovendo pioggia normale, pioggia europea, diciamo. Ora sta accesa, che poi in realtà non è neanche accesa, è un centro artistico costruito all'interno di una chiesa sconsacrata. Nonostante il tempo a dir poco scozzese, resta un cartone animato. Qui dietro ho due cervi e li vedrai nei video iniziali, quelli che ho girato con la musichetta con la Sony, e tutti gli uccellini che passano, che cantano. Senti, devo contenere i rutti causati dal caffè perché altrimenti gli animali scappano. Ti assicuro che qui non devi camminare con la paura che ti culino la fotocamera o che ti rapinino. That's why, ecco perché mi piacciono questi posti. È stato un po' di vento, giusto una scianta proprio, guarda che rassa dei disastri. Faccio a camminare sotto sti mega alberoni col vento, sai quanta gente che è morta così? Oh, e che sono pure spogli, porco cane. Io guardo sempre il cielo dei salmoni, però non è ancora periodo. Oh, un laghetto. Aspetta che aro, se che pesci, se che fishes. Vedo tanti alberi fioriti però. Oddio, guarda che si alza il vento, guarda il lago come cambia, guarda, si vede la differenza di increspatura. Ad ogni modo, dicevo, guarda, è tutta roba selvatica, guarda, fioriti dappertutto. Soprattutto questi gialli qua, questi ne vedo tantissimi. L'albero nella roccia. Sto guardando, non possono mica essere ragnatele. Si dice che in Scozia tu possa provare tutte e 4 le stagioni in un giorno solo. Secondo me è un quarto di minchiata, nel senso che l'estate non la proverai mai. E le altre 3 sì, decisamente sì. Poi io ho scritto a quelli degli oscuranti, gli ho detto guarda che qua si stanno allargando fuori maniera, cioè li perdo fra un po', sono in Scozia, c'è vento. Credi che mi abbiano risposto? No? Quando era ora di comprarli quella volta sì, rispondevano sempre. Chiediamoci poi perché le aziende non crescono in Italia. Pensa che questa cosa qui in mezzo a nulla in realtà è una sorta di sito archeologico, è il Glenquin Rock Circle. Praticamente sono delle tombe millenarie stile Stonehenge, per capirci, disposte a cerchio. Chissà se gli oscuranti saranno ancora su o se saranno volati via. Eccolo. Per amor di cronaca, non so dirti se sto camminando sopra a una struttura religiosa oppure a delle tombe. Ad ogni modo lo si può sempre cercare sull'internet. Pensa che questo è un allevamento di alberi, chissà come che si dice, cioè loro qua lo chiamano farm tree, cioè proprio coltivano gli alberi, una coltivazione di alberi. No, ci sono arrivato, è la lana delle pecore portata via dal vento. Sei un cavallo socievole? Tu venu con te, non mangiare i fiori, non mangiare i fiori, no? Paesino all'entrata della passeggiata si chiama Creetown. Guarda gli autobus d'epoca. Allora, qui il gasolio è a 2 euro tondi senza il taglio delle accise, mentre in Italia con il taglio delle accise è a più di 2,20. Eccoci arrivati a casa, Sweet Home Alabama. Allora,
Ma porco cane, non credo che mi lamenterò per il caldo quest'estate, anche perché accidenti non se ne sarà.